Luca Parlattini, oggi avete riscattato la sconfitta contro la Nardi Pallavolo Volta con un'altra bella vittoria per 3-0 contro l'Argentario, nonostante un match molto equilibrato. Sì, il match è stato equilibrato, stiamo ancora registrando tante situazioni, tante cose. Si vedono delle azioni fatte bene ma non sono ancora costanti e quindi siamo sulla buona strada. A livello fisico possiamo dire che dopo la prima collate, quella di 4 giorni fa con la Nardi, comunque la prestazione fisica si è vista notevolmente migliorata? Ma fisica, più che fisica, ci stiamo trovando di più in alcuni ruoli, in altri non c'è ancora quel feeling che permette di trovarsi ad occhi chiusi durante le azioni. Questa cosa richiede un po' di tempo. Quando tu giochi veloce, quando cerchi di impostare un gioco sulla velocità, il rapporto tra chi alza e chi attacca deve essere molto fine, cioè si devono trovare ad occhi chiusi. Non ce l'abbiamo ancora tanta questa cosa, ma si vedono delle azioni in netto miglioramento. Possiamo dire anche che, visto questa cosa bisogna farla a occhi chiusi, possiamo dire anche che col fatto che le giocatrici sono in particolare quasi tutte nuove, è anche una cosa che un po' si è ricominciata da zero rispetto alla scorsa? Il problema di questa stagione è che è avvantaggiato chi ha giocato assieme per più tempo, perché ha quegli automatismi che con il discorso Covid, tutte le soste, il campionato che è iniziato così tardi, per noi non aver giocato tanti amichevoli, non ci sono ancora e sono sul divenire di gara in gara, quindi piano piano stanno venendo fuori. Ok. E la prossima giornata sarà sabato alle ore 18 qui sempre all'Arena Biancorossa e andrete a affrontare la Matti Pietro Villadoro e sarà un'altra di quelle partite molto rapide che vi porteranno poi a recuperare un po' tutte le partite che vi mancano. Sì, noi abbiamo 2 settimane con 4 gare. Abbiamo iniziato con questa di oggi, avremo mercoledì, poi sabato e poi mercoledì dopo e di nuovo sabato. Quindi sarà un periodo dove giochiamo tanto e l'obiettivo di questo periodo è cercare il massimo risultato possibile e continuare sul percorso di costruzione del nostro gioco. Perfetto, grazie Luca e ti auguro un in bocca al lupo. Crepi il lupo.